Le regole dell'adolescenza è un progetto del Teatro Stabile del Veneto dedicato al pubblico degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori. È un progetto che coinvolge 10 attori e attrici giovani diplomati alla scuola del Teatro Stabile del Veneto che sono stati coinvolti in un progetto che ha a che vedere con l'adolescenza e con la scrittura di scena. Quindi a partire da un testo di partenza, che è Le regole dell'adolescenza di Michele Roll, abbiamo lavorato insieme agli attori per trasformare questo testo in una creazione originale, una creazione condivisa in cui il contributo degli attori è fondamentale, anche perché è un materiale che si basa molto sull'autobiografia degli attori stessi, rielaborata, trasposta, trasfigurata in qualche modo, non con un intento documentaristico, ma con un intento di conferire al materiale un'autenticità. Quindi non di andare nella direzione della costruzione di personaggi, diciamo, adolescenti da interpretare, ma proprio di raccontare come gli attori hanno vissuto le proprie adolescenze in città diverse, in scuole diverse, con relazioni diverse, e che tracce anche le loro adolescenze hanno lasciato negli adulti che sono oggi, compreso non ultimo il fatto che abbiamo deciso di fare teatro. L'idea delle regole, di prendere questo angolo di osservazione sull'adolescenza, ha a che vedere con il fatto che spesso l'adolescenza è raccontata e narrata come un'epoca di ribellione o addirittura di libertà, ma io, pensando alla mia adolescenza e anche confrontandoci tra di noi, abbiamo visto che l'adolescenza era piena di regole, e regole spesso implicite, regole date dagli amici, regole date dai gruppi di riferimento, oltre che dai professori, ai genitori e agli allenatori. E quindi regole che ti dicono come comportarti, come vestirti, come farti accettare dalle persone da cui ti interessa farti accettare. E secondo me questo modo diverso di raccontare l'adolescenza può far emergere gli impliciti che noi adolescenti abbiamo vissuto all'epoca, e quindi darsi il permesso di non dover necessariamente scrivere regole che chissà chi ha scritto, chissà quando, ma che noi seguiamo tutti i giorni come se da questo ne andasse la nostra vita, il nostro benessere, la nostra felicità, e quindi cercare un po' la nostra strada. Le prove sono iniziate a febbraio, e quindi parlando tantissimo di regole, raccogliendo in pagine e pagine scritte le regole delle nostre adolescenze. Ci mettiamo lì e diciamo 10 regole dell'amicizia, e tutti ne scrivevamo, 10 regole dell'amore, 10 regole date dai genitori, dai fratelli e così via. E il pomeriggio prendevamo questi materiali e facevamo delle improvvisazioni. Il lavoro è molto corale, tutti e 10 gli attori partecipano in modo molto intenso alle improvvisazioni, e poi nello spettacolo appunto non è una storia con dei protagonisti e dei coprotagonisti, ma tutti e 10 gli attori sono protagonisti allo stesso modo, ognuno raccontando delle parti di sé. Il racconto viene fatto spesso al pubblico, quasi sempre direi, quindi in un formato informale e tra virgolette poco teatrale, per come siamo abituati a intendere l'espressione teatrale, cioè una recitazione forse un po' enfatica, forse un po' caricata. Invece qui abbiamo cercato proprio di togliere e andare a una dimensione intima con il pubblico, in modo che le nostre adolescenze risuonino in qualche modo con quelle presenti o passate di chi ci sta guardando e ascoltando. Poi a febbraio, a causa dell'emergenza Covid-19, i teatri hanno dovuto chiudere, e abbiamo deciso, d'accordo col Teatro Stabile del Veneto, di passare online. Quindi abbiamo fatto un periodo di prove su Zoom, che è stato molto interessante, anche perché alcuni di noi sono tornati nelle stanze delle nostre adolescenze durante il lockdown, e quindi ha creato materiale ulteriore, che poi abbiamo utilizzato a luglio per comporre tutti i materiali raccolti all'interno di uno spettacolo che dura circa un'ora. Adesso a settembre abbiamo fatto l'ultima sessione di prove, che ha riguardato la parte di confezionamento dello spettacolo, quindi l'aspetto luci e l'aspetto audio. Il Teatro Stabile del Veneto ha deciso, parallelamente alla versione teatrale di questo spettacolo, di fare un progetto sperimentale, ovvero di affiancarne una versione video, creata ad hoc, quindi non una classica ripresa, diciamo, dello spettacolo, ma proprio una cosa con un suo linguaggio specifico, ibrido tra il teatro e il video. E per fare questo ha affidato la regia video a Raffaella Rivi. Lavorare a questo progetto video per me è stato molto interessante. L'idea di poter trasporre in termini di immagini in movimento una scena teatrale è stata una sfida che ho accolto con grande entusiasmo, proprio perché mi permette di lavorare a due mondi che mi piacciono molto, che conosco, ma che abitualmente si pensano essere distanti. L'obiettivo di questo lavoro è quello di uscire da una logica di ripresa, diciamo, più tradizionale dello spettacolo, che è quello di una camera fissa ed eventuali altre camere in appoggio, per dare una visione che
presenti sempre quello che è il punto di vista del pubblico. In questo caso quello che mi interessava era poter entrare dentro la scena, quindi cambiare questi punti di vista, avere dei punti di vista che abitualmente il pubblico non può avere e che potessero essere in dialogo con un altro piano, che era un piano che abbiamo costruito con un set in cui gli attori raccontano alla camera in prima persona le storie che raccontano in scena. Quindi in questo caso si creano due piani di lavoro, due punti di vista dello spettacolo che dialogano tra loro grazie a dei raccordi che sono stati pensati proprio per creare una fluidità in questo lavoro. L'attore che parla nel set su fondo bianco è un attore che racconta in prima persona la sua esperienza, la racconta alla camera e in scena visualizziamo quello che accade. Quindi è come se queste scene che vediamo sono una trasposizione visiva già presente nello spettacolo teatrale di un immaginario che viene ripercorso e affrontato dagli attori durante lo spettacolo. E per fare questo lavoro con me stanno collaborando Francesco Mansutti come DOP, come direttore della fotografia, e Enrico Leonarduzzi come fonico di presa diretta. Questo lavoro ci ha ogni giorno messo di fronte a nuove sfide e la possibilità di lavorare con attori dal vivo, entrare dentro un teatro, riuscire a rivedere, riaggiustare la scena per il video è stata una cosa che abbiamo fatto quotidianamente in un ambiente anche molto stimolante come quello dei giovani attori che ci hanno sempre sostenuto e ci hanno seguito in questo lavoro, coordinati appunto da Lorenzo e dai suoi collaboratori. La possibilità di vedere il lavoro che svolgono Raffaella, Francesco e Enrico è stato interessantissimo, perché vedere come uno spettacolo teatrale viene trasposto, tradotto in linguaggio video, ci ha fatto scoprire delle cose sullo spettacolo che prima non avevamo visto, e il mezzo video chiaramente dà delle possibilità in più, poter avere dei dettagli, poter avere dei primi piani, poter avere dei movimenti di macchina dentro la scena, che invece in teatro chiaramente lo spettatore ha sempre, come dire, un totale ed è lui o lei ad andare con lo sguardo a fare una sorta di montaggio interiore, e invece in questo modo qui si riescono proprio anche ad esaltare alcune scene, alcuni momenti dello spettacolo in un modo nuovo, diverso, complementare. Spero ci sarà la possibilità di vedere magari in entrambi i formati questo lavoro, quindi sia nella versione a teatro e sia nella versione in video. Anche perché anche per gli attori penso sia stata una bella esperienza potersi mettere alla prova con due linguaggi diversi, simili perché anche già nello spettacolo il modo di recitare è abbastanza quotidiano, quello che abbiamo in qualche modo imparato a chiamare cinematografico, però comunque appunto trovarsi a farlo davanti a un pubblico che è veramente presente in sala o farlo davanti a una camera, pensando a chi poi lo vedrà, può essere diverso, quindi un modo anche per loro di fare un'esperienza nuova.